Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo sulle Prealpi Vicentine. Siamo saliti da Schio attraverso Sant'Orso e Sant'Ulderico fino a Contracerbaro, dove c'è l'omonimo campeggio. Saliremo al monte Priaforà, che qui è indicato sui cartelli come distante 2 ore e 40. Dopo circa mezz'ora dalla partenza arriviamo al primo bivio. Noi continuiamo sulla strada principale, secondo i cartelli, verso il monte Priaforà. A sinistra si andrebbe verso il monte Novegno. Poco dopo ecco un altro bivio e sempre a sinistra per Busa Novegno e il monte Novegno. Noi continuiamo dritti per il 4,35 in salita, bella ripida. Eccoci arrivati a Passo Campedello, la prima tappa intermedia del nostro itinerario di oggi. Da qui i cartelli ci mandano da quella parte e dicono che in circa un'ora raggiungeremo la cima del Priaforà. Abbandoniamo la strada larga, la mulattiera, e saliamo qui a destra seguendo il 435 che è piuttosto ripido. Qui sopra si vede già l'arco in roccia naturale che dà il nome al monte Priaforà. Eccoci arrivati al famoso arco naturale . Continuiamo e in pochi minuti saliremo alla cima del monte Priaforà. Attenzione che qua più avanti c'è un tratto da considerarsi e è escursionisti esperti perché è attrezzato con corda.
Eccoci arrivati sulla cima del monte Priaforà. L'ultimo tratto è da considerarsi veramente per escursionisti esperti e in discesa bisognerà fare ancora più attenzione. Qui il panorama è a 360 gradi ed è veramente notevole. Adesso torniamo indietro per lo stesso percorso dell'andata fino al passo Campedello e poi da lì imboccheremo la strada che porta a Busa Novegno per tornare al punto di partenza. Ecco, siamo tornati a passo Campedello. Adesso, per raggiungere il punto di partenza di questa mattina, faremo un anello, non torneremo dalla stessa parte, cioè andremo verso Malga Campedello e Busa Novegno. Arrivati a Malga Campedello, adesso siamo veramente a pochi minuti da Busa Novegno, dopodiché per scendere utilizzeremo il sentiero numero 433. Qui si apre davanti a noi Busa Novegno, un posto veramente incantevole. Arrivati in questo punto, ci sono anche i cartelli sulla sinistra, usciamo dalla strada che fa l'anello di Busa Novegno e andiamo da questa parte lungo il 433 che ci riporterà al punto di partenza.
Stiamo per entrare nel bosco e qui comincia la discesa che ci riporterà sulla strada di questa mattina. Dopo una defaticante discesa con tanti bei tornanti larghi, abbiamo chiuso l'anello, siamo arrivati a questo bivio. Qui dietro c'è il cartello, stamattina siamo andati per di là salendo e siamo scesi da questa parte. Il percorso è stato molto particolare perché, oltre che molto bello, è quasi tutto su strada, non asfaltata, ma comunque molto larga e molto comoda. Tranne un tratto, quello che sale all'arco naturale del Monte Priaforà e poi alla cima dello stesso monte, che è da catalogarsi come escursionisti esperti, e così tutto il percorso è escursionisti esperti. Noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus!